Con l'aumento di tutti i dati della pandemia in Friuli Venezia Giulia bastano altri 14 pazienti in ospedale per finire in zona gialla, preoccupazione per ristoratori e mondo della cultura, Bini chiede il lockdown austriaco. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Udine in un parcheggio vicino al casello della 4 di Palmanova, le fiamme gialle fermano 2 veicoli e trovano 55 kg di cocaina, arrestate 3 persone, sequestrata la droga. Un odontotecnico di Terzo d'Aquilei è stato condannato a 9 mesi di reclusione, visitava nello studio dello zio i pazienti fingendosi un dentista, aveva anche infranto i sigilli delle forze dell'ordine per continuare l'attività. Pesa solo 12 kg l'orsetto salvato a Gorizia, che per il momento sarà curato dal personale della Forestale, niente rilascio quindi, ma si continua a seguire la presunta mamma orsa individuata in Slovenia ieri sera. Giovanni Nimis, 44enne friulano, ha intascato nel weekend il 20° titolo italiano di braccio di ferro, un risultato riuscito in passato solo ad un altro atleta in uno sport vero e proprio che raccoglie sempre più consensi tra i giovani. Buonasera e ben trovati all'edizione del nostro telegiornale. Continua il triste conto alla rovescia per il passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona gialla. Sono 14 i posti letto delle aree mediche che separano la nostra regione dalla prima fascia di restrizioni che potrebbe essere già decisa venerdì e in vigore a partire da lunedì. E in più nella giornata di oggi altre 6 vittime. 6 le nuove vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. Un 93enne, un 91enne e un 85enne, tutti di Trieste, un 89enne di San Canzian di Sonzo, una 88enne di Lignano e una 72enne di Pagnacco. Nuova impennata di contagi in questa quarta ondata, 687 su oltre 8.800 tamponi molecolari, 7,38%, e su oltre 14.200 test rapidi antigenici. 23 i contagi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, circa 4.000 i casi negli ultimi 7 giorni. Stabili le terapie intensive con 25 pazienti e in aumento 178 quelli seguiti in altri reparti. Per quanto riguarda le residenze per anziani, 7 i casi tra gli operatori a Trieste, Gradisca di Sonzo, Duina Aurisina, Grado, Pordenone e Muggia e 29 tra gli ospiti tra Aviano, Muggia, Gorizia e Ronchi dei Legionari. Le persone in isolamento sono oltre 4.900. Nelle scorse ore il presidente della regione Massimiliano Fedriga aveva auspicato l'introduzione di un modello di lockdown simile a quello austriaco, ricevendo però un secco no dal governo. Invito, quello a limitazioni unicamente per i non vaccinati, condiviso invece dall'assessore regionale Sergio Emilio Bini. In questi giorni però la nostra regione rischia di ritornare in zona gialla e quindi c'è preoccupazione per quanto riguarda il settore ristorazione ma anche spettacolo, perché le capienze dei teatri verranno ridotte. E questa non è una buona notizia. Purtroppo questa è la conseguenza di comportamenti incoscienti tenuti da più di qualche persona, questa è la conseguenza della mancata vaccinazione di una percentuale ancora importante di popolazione nel nostro paese, seppur più alta rispetto ad altri paesi d'Europa, si badi bene. Certo, le restrizioni non fanno bene alle imprese, le restrizioni non fanno bene agli imprenditori, ai cittadini. Quello che io mi sono permesso di dire, guardate, ci sono dei modelli che a mio avviso stanno premiando chi si è vaccinato a discapito di chi, come dire, ha seguito degli stregoni, dei guru che non basano le proprie conoscenze sulla scienza, sulla ricerca, ma probabilmente sui social, differenziando chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato. Quello è un modello che a mio avviso potrebbe essere applicato anche da noi, però la scelta è chiaro che deve essere fatta dal governo centrale. Troverei scorretto nei confronti di chi ha creduto nella scienza, nella ricerca e soprattutto chi ha creduto nel bene collettivo. Addio cene aziendali, banchetti e feste di laurea per i ristoratori che quest'anno speravano di arrivare a Natale senza l'incubo della zona gialla. I titolari dei ristoranti si sentono i più penalizzati e ora cresce anche la paura dei contagi tra la clientela.
Con la zona gialla ritorna il limite dei 4 commensali al tavolo, che rappresenterebbe una forte penalizzazione per la ristorazione, soprattutto in vista delle cene aziendali di dicembre. Aziendali le possiamo dimenticare con la zona gialla. Noi abbiamo da sempre, cerchiamo di evitare appunto assembramenti e siamo fiduciosi di non andare almeno in zona arancione. Ecco. Purtroppo cosa succede? Succede che 4 per tavolo e sono sicura che molti rinunceranno, anche per la paura dei contagi che è molto salita. Io ho percepito in maniera molto netta la gente, ma siamo sicuri, siamo abbastanza distanziati, posso venire a vedere il tavolo, quello è troppo vicino, quindi la paura c'è. Se uno mantiene le distanze, usa praticamente gli inframezzi in plexica tra i tavoli, usa le distanze, non vedo perché uno non possa continuare a lavorare. E sul tema ristori? Sul tema ristori mettiamo un velo pietoso, perché con quello che ci hanno dato praticamente non la bolletta della luce, ma neanche quella del gas, che di solito è inferiore, non si riesce a pagare. E delle conseguenze della zona gialla, della possibile zona gialla, si parlerà questa sera nel corso della nostra trasmissione Elettroshock, in onda a partire dalle 21, ma conseguenze per il cambio di colore anche per i teatri, che vedranno ridursi la capienza del 50%. Alcuni spettacoli rischiano di essere rinviati, come confermato dal presidente della Fondazione Teatro Giovanni da Udine, Giovanni Nistri, nel corso della puntata di Screenshot, in onda questa sera alle 19:45. Vediamo un estratto dell'intervista. Accadrebbe che alcuni spettacoli che abbiamo in programma già in queste settimane potrebbero addirittura essere rinviati, perché abbiamo già adesioni notevoli, superiori al 50% dei posti, tenendo conto che poi per il Giovanni da Udine il 50% vuol dire meno del 50%, perché la configurazione della sala, come sono sistemati i posti, per noi vuol dire ad esempio che la platea, che è fatta, che può contenere più di 500 persone, col 50% arriva sì e no a 200, perché bisogna tenere i distanziamenti fra file, posti, eccetera, eccetera, a file alterne. Quindi sarebbe un danno ben più grave del 50%. Io credo che se proprio si dovesse mantenere una distanza o un qualcosa, bisognerebbe superare questo limite, che poi prima era anche di 500 posti per quanto riguarda i teatri, no? Gli spettacoli al chiuso. Quindi il 50% sì, ma comunque non oltre i 500 posti. Per un teatro grande come il nostro i costi diventano non sostenibili. Anche gli operatori della montagna sono allarmati per la zona gialla. Diego Bellotto chiede maggiori controlli ai confini, visto che molti austriaci vengono a Tarvisio per fare acquisti da quando è stato introdotto il lockdown per i Novax. E per quanto riguarda il commercio, diciamo che una sorta di chiusura incontrollata da parte degli amici austriaci, incontrollata da parte nostra, ma loro con il tampone si possono muovere, possono venire nei nostri negozi. Ecco, io auspico che ci sia, come è successo per noi italiani precedentemente, quando noi avevamo molti casi e avevamo gli austriaci che controllavano il Green Pass al confine, mi auspico che lo facciano a pari condizioni anche per gli austriaci e in questo caso gli italiani. Tutto questo sempre per garantire una sorta di tranquillità. Sta notando che qualche sloveno austriaco viene di più a Tarvisio in questo momento? E sicuramente molti hanno scelto di poter venire da noi, perché col tampone possono entrare, insomma. E intanto aumentano i posti letto destinati ai pazienti Covid nell'azienda sanitaria Friuli Centrale. 12 posti in più sono stati ricavati ampliando la zona dell'area medica dell'ospedale di Udine. La misura è una di quelle previste dai piani decisi nei mesi scorsi per fronteggiare la pandemia. L'assessore regionale Alessia Rosolén ha ribadito la contrarietà alla DAD nonostante l'alto tasso di contagi, soprattutto tra i minori, e in più apre al nodo delle famiglie dove i genitori lavorano e non sanno come gestire i ragazzi che devono rimanere a casa. La fascia d'età più colpita è quella 11 e 13 anni con 2.400 ragazzi in quarantena. Il Covid circola tra i banchi di scuola e molte classi stanno finendo in quarantena. A livello nazionale si torna a parlare di DAD, ipotesi però smentita dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Anche l'amministrazione regionale in questo momento la esclude.
nonostante ci rendiamo conto delle difficoltà che la modalità sincrona crea alle famiglie, c'è bisogno sicuramente di una riflessione in merito ai temi del lavoro e quindi alle garanzie da dare ai genitori rispetto alla presenza a casa nel momento in cui i bambini, perché in questo momento è la fascia più colpita, sono costretti a periodi di DAD temporanei. Passiamo alla cronaca. Droga a fiumi smerciata tra Gorizia e Palmanova. Una doppia operazione della Guardia di Finanza dei Carabinieri ha portato a sequestrare ben 55 kg di cocaina, 3 piante di marijuana e alcune pastiglie di ecstasy. Smerciavano cocaina all'ingrosso nel parcheggio del centro commerciale posto a pochi metri dal casello autostradale di Palmanova. La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato oltre 55 kg di cocaina a Bagnari Arsa, arrestando 3 cittadini croati per traffico di stupefacenti proveniente dalla rotta balcanica. L'operazione è scattata quando le fiamme gialle hanno notato un furgone Mercedes con targa straniera cambiare più volte posteggio all'interno della stessa area di sosta. Alla guida del mezzo un autista sospetto osservato mentre scambiava alcune buste di carta con 2 uomini giunti con una potente Audi. Al controllo dei militari la sorpresa: all'interno delle buste non c'erano documenti ma 55 kg di polvere bianca. Dopo l'ispezione i responsabili sono stati trasferiti nel carcere di Udine e posti sotto sequestro i 2 costosi veicoli. Sempre in merito al traffico e l'uso di droga, a Gorizia nelle scorse ore è stato denunciato un 19enne deferito per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio. Dopo aver notato su un balcone una pianta di cannabis esposta al sole, i carabinieri del capoluogo isontino hanno effettuato una perquisizione. Nel corso del controllo, i militari dell'Arma sono così riusciti a individuare e sequestrare 3 piante di marijuana, 40 grammi della medesima sostanza pronta all'uso, 13 pastiglie di ecstasy e 2 bilancini di precisione, oltre a numerose bustine di cellophane utili per il confezionamento delle dosi. Un odontotecnico di Terzo d'Aquileia è stato condannato dal Tribunale di Udine per esercizio abusivo della professione di odontoiatra, condannato anche lo zio dentista. Con l'aiuto dello zio dentista esercitava abusivamente la professione di odontoiatra. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a 9 mesi e 10 giorni di reclusione. È la pena sospesa inflitta dal giudice Paola Turri con il rito abbreviato a Franco Fracasso, odontotecnico di 55 anni di Terzo d'Aquileia. Anche lo zio, il 73enne udinese Gino Fracasso, è stato condannato, sempre con la condizionale, a 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Per loro, il vice procuratore onorario Alessandra D'Aversa aveva chiesto rispettivamente 2 anni e 1 anno e 10 mesi di reclusione. Nel marzo 2016, proprio a Terzo d'Aquileia, era stato scoperto dai carabinieri del NAS un laboratorio odontoiatrico dove il dentista esercitava con l'aiuto del nipote. Quest'ultimo esaminava i denti dei pazienti, prendeva le impronte e installava le protesi, oltre a prescrivere esami radiografici, utilizzando la carta intestata di altri medici. Inoltre, dopo il sequestro dello studio, i 2 avevano rotto i sigilli per continuare a usare il laboratorio. Il difensore dei 2, l'avvocato Massimo Vittor, ha annunciato ricorso in appello. Ancora a cronaca, un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio intorno alle 18 nello scontro frontale fra un'auto e un trattore a Codroipo tra San Martino e San Pietro. Il trattore è finito in un fossato e la vettura in un campo. L'uomo alla guida dell'auto è rimasto incastrato ed è morto. Si attende il nulla osta del magistrato per la rimozione della salma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo, un'ambulanza proveniente da Codroipo inviata dalla Sores e i carabinieri della compagnia di Udine. E 2 persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro tra 2 auto nel pomeriggio fra Terzo d'Aquileia e Cervignano del Friuli. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche 2 bambini. Una terza auto, per evitare l'impatto, è sbandata ed è finita in un fosso. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in elicottero. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Non trasportava né medicinali né feriti. Un mezzo con le insegne della Croce Rossa slovena è stato controllato dalla squadra mobile di Gorizia a Savogna di Sonzo. Al suo interno sono stati trovati 10 migranti di nazionalità pakistana, tutti senza documenti. Dopo un iniziale tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a fermare e arrestare 2 persone, l'autista del finto furgone dell'organizzazione di volontariato e il conducente di una seconda auto, un uomo che aveva il compito di sorvegliare il trasporto del prezioso carico umano. Tutti i richiedenti asilo sono stati accompagnati in un centro di accoglienza della regione, mentre la vettura e il furgone sono stati sequestrati. In manette i 2 passeur sloveni, uno di 38 e uno di 23 anni, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
E si è tenuto ieri il tavolo di coordinamento nazionale tra Regione e Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Si è parlato di migranti e soprattutto di lavoratori transfrontalieri. L'allarme contagio arriva dall'est Europa. Oramai è noto che unitamente a cortei e basso tasso di vaccinazione avere l'Austria e la Slovenia è un problema per l'alto tasso di contagio e il basso tasso di vaccini, in particolare per i 15.000 lavoratori transfrontalieri. È chiaro che in una situazione come quella della Slovenia, dove il contagio è fortemente diffuso e dove si stanno ipotizzando misure restrittive sempre più importanti, questo è un tema che va messo al centro dell'attenzione. Posto che, e va ricordato e giova ricordarlo, il livello di diffusione del virus e la gravità della pandemia in Slovenia è fortemente correlata al basso tasso di vaccinazione che in Slovenia c'è, che supera a malapena il 50%. Per quanto concerne invece i migranti, da tradizione la rotta balcanica in questo periodo inizia a rallentare, la regione però continua a chiedere interventi da parte del governo. Però sappiamo, ci stiamo avvicinando verso la sua periodica chiusura, nel senso che con l'arrivo dell'inverno quei flussi vanno in forte diminuzione e qui però aspettiamo dei provvedimenti urgenti che tardano ormai da troppo tempo ad arrivare, per esempio la riattivazione delle riammissioni. La nomina del vicecomandante della Polizia Locale di Udine, avvenuta lo scorso 5 gennaio, era illegittima. A stabilirlo è stato il Tribunale di Udine, che ha dichiarato come l'assegnazione firmata dal comandante capo Eros Dell'Ongo a favore del vice Mario Cisilino non sia avvenuta rispettando le gerarchie all'interno del corpo. La legge regionale, infatti, prevede che l'incarico vada all'ufficiale con il grado più elevato. L'assegnazione, secondo quanto dichiarato dal giudice del lavoro, dovrebbe dunque premiare il comandante Fabrizio Di Matteo, ancora in attesa di nomina. È finito in bilico, sospeso contro il muretto di un'abitazione. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 9:45 sulla strada provinciale 35 tra Visogliano e Malchina, dopo che il conducente di una BMW ha perso il controllo del mezzo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Opicina, che hanno messo in sicurezza il veicolo, successivamente rimosso dal carro attrezzi, illeso l'occupante del mezzo. Disorientato, si incastra nelle strette vie di Sistiana. È successo intorno alle 14:30, protagonista un tir turco uscito dal raccordo autostradale e finito fra i muretti nel tentativo di fare manovra per ritornare in autostrada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E preoccupano gli effetti del violento rogo dei giorni scorsi a Mossa, anche se i dati dell'ARPA in parte tranquillizzano la popolazione. Con il rogo ormai spento all'ex Bertolini di Mossa, la comunità locale si interroga su quanto scoppiato nell'area industriale. I timori per l'inquinamento prodotto dalla gigantesca nube nera sono stati in parte dissipati dai dati forniti da ARPA. La popolazione rispetta l'ordinanza che è stata appesa anche all'ingresso dei parchi pubblici e delle aree verdi. Nessuno esce di casa, si chiudono porte e finestre. Fino a domani le scuole rimarranno chiuse, così come i parchi e le aree verdi. Con oggi si è un po' affievolita la situazione. Fino a ieri sinceramente che non smetteva di fumare, eravamo 2 giorni completamente chiuso in casa, tutte le finestre, però nonostante tutto sulle scale entrava lo stesso l'odore. Diciamo che non siamo molto tranquilli sapendo che il tetto era in Eternit e molto materiale plastico. Ci fidiamo dell'ARPA, però non c'è tanta tranquillità nella popolazione. So soltanto che non penso che sia buono per l'ambiente. Col fumo e quello che è successo, all'inizio ho avuto un po', mi sono spaventato quando ho visto quel fuoco perché era una cosa che non ho mai visto prima. Ci sono dei dati dell'ARPA che ci rassicurano, speriamo che non ci siano state troppe ricadute, soprattutto a livello di campagna qui intorno. Sul caso Prosecco-Prošek si fa sentire la voce del Friuli Venezia Giulia nel corso del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Per il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, presente all'incontro, bisogna evitare un replay della vicenda Toccai. La difesa del Prosecco passa dall'Europa e da Bruxelles. A farsi portavoce degli interessi dei produttori friulani nella diatriba Italia-Croazia è il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che sta partecipando alle attività del Comitato europeo delle regioni. Economie, storia, cultura, identità fortemente legate alla produzione di questo eccezionale tipo di vino che viene prodotto in Italia è in qualche modo oggi messa a rischio da altri paesi che ne pretendono il nome partendo da
prodotto completamente diverso. Ci sono varie posizioni ufficiali su questo argomento che si stanno confrontando, ma ecco, credo che insomma il Friuli Venezia Giulia, il Veneto sul Prosecco abbia le carte in regola, così come credo le avesse avuto a suo tempo sul Tokai. Anche su questo l'Europa deve battere un colpo per la difesa appunto di qualcosa che non è solo un prodotto commerciale, ma un prodotto che è fortemente connaturato, legato alla storia e identità di una regione. È previsto per domani lo sciopero di 8 ore dei lavoratori degli stabilimenti della Lima Corporate di San Daniele del Friuli, indetto da FIM, FIOM e UGL Metalmeccanici, contro l'indisponibilità della società a riaprire un confronto per il piano di rilancio 2021. Lo stato di agitazione, che prevede 16 ore di sciopero, il blocco dello straordinario della flessibilità, era stato proclamato anche in segno di protesta per mancanza di notizie ufficiali sulla possibile acquisizione della società da parte di un'azienda concorrente. Fatturato oltre i 10 milioni di euro e utile di 109 mila euro, questi i dati principali del bilancio della Friulfrucht approvato dall'Assemblea dei Soci. Prosegue la crescita di Friulfrucht, la più grande cooperativa di melicoltori del Friuli Venezia Giulia. Nella sede di Spilimbergo l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità il bilancio incentrato sulla raccolta 2020. Quest'anno abbiamo chiuso un bilancio con un fatturato di circa 10 milioni e 800 mila euro, con un incremento di 2 milioni e 800 mila euro circa, un utile di 109 mila euro e un aumento del patrimonio netto di circa 300 mila euro. Negli ultimi anni siamo passati da circa 100.000 quintali ai 155 dell'anno scorso e ai 145 di quest'anno. C'è un leggero decremento dovuto alle gelate primaverili. La cooperativa inoltre ha in programma investimenti per il rinnovo delle celle. Pesa solo 12 kg Bubu, l'orsetto di Gorizia. Questo potrebbe compromettere il suo veloce rilascio in natura. Intanto un'orsa con 2 cuccioli è stata avvistata appena oltre confine. Potrebbe essere la mamma del piccolo. È più piccolo di quanto ci si potesse aspettare l'orsetto di Gorizia. Non pesa 35 kg, ma appena 12, come è emerso dagli esami eseguiti questa mattina dai veterinari nel centro di recupero della fauna selvatica di Terranova a San Canzian di Sonzo, dove si trova da lunedì sera dopo essere stato recuperato da un alberello ove si era rifugiato tra le case dietro al castello di Gorizia. Punto di domanda sulla sua liberazione in natura, per il suo peso e per la sua autonomia, anche in vista di un possibile letargo se le temperature scenderanno. Ne stanno discutendo forestali, Dipartimento di Biodiversità della Regione, veterinari, università e aree protette. Nella rosa delle destinazioni potrebbe esserci anche il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. Intanto sono stati avviati i contatti con la Slovenia per capire se un'orsa con 2 cuccioli, avvistata ieri sera appena oltre confine nella Nuova Repubblica, possa essere la mamma del piccolo Bubu. La cittadina ha chiamato un'amica di Savogna di Sonzo dopo aver appreso della notizia del salvataggio del plantigrado. È stata la cittadina dell'Isontino poi ad allertare le autorità friulane. È arrivato ora un aggiornamento sull'incidente di Terzo d'Aquileia. Le persone rimaste gravemente ferite sono una bambina di 4 anni e la sua mamma. Non sarebbero in pericolo di vita un'altra mamma e il figlio di 10 anni coinvolti nello scontro. Le persone ferite sono in tutto 6. E passo in avanti per la protonterapia al CRO di Aviano. Ieri è stata posta la firma sul contratto di fornitura dell'innovativo macchinario per la cura dei tumori, che sarà realtà in Friuli entro 36 mesi. Ora è nero su bianco, è stata apposta la firma sul contratto per la fornitura della protonterapia al centro di riferimento oncologico di Aviano. La gara d'appalto era stata aggiudicata nel luglio scorso al raggruppamento temporaneo di impresa costituito dalla ditta belga Iban Young Beam Application e dalla Bettiol di Bolzano. Nel frattempo sono stati definiti i contenuti del contratto che disciplinerà la progettazione e l'esecuzione delle opere edili e impiantistiche necessarie. Il CRO, ha rilevato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, diventerà così il primo istituto pubblico per la cura dei tumori e il quarto centro in Italia, dopo Trento, Pavia e Catania, a dotarsi di questa tecnologia che rappresenta una concreta possibilità di cura in più per molte persone ammalate di tumore. Con la firma si entra nella fase di progettazione definitiva dell'intervento, che una volta ottenute le autorizzazioni degli organi competenti diventerà esecutiva. A quel punto potranno iniziare gli scavi del nuovo bunker alle spalle dei denti di pettine che costituiscono parte integrante dell'edificio principale del CRO, con un collegamento sotterraneo ai locali dell'attuale radioterapia. La consegna del sistema di protonterapia è prevista entro i prossimi 36 mesi.
L'investimento complessivo, pari a 32 milioni di euro, è sostenuto da finanziamenti di programmazione sanitaria stanziati nel 2019 dalla Regione e da fondi propri del CRO provenienti dalle donazioni per la ricerca e dal 5 per 1000 dei cittadini. A Villa Manin di Passariano si trova uno degli estremi della base geodetica utile alla mappatura di un territorio, un ritrovamento che viene illustrato in una pubblicazione realizzata dal Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Udine e che ha scopo divulgativo in termini turistici e didattici. Uno studio tecnico che contribuisce a valorizzare il mondo della cultura regionale sia dal punto di vista scientifico che storico. È il lavoro del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Udine in Rievocare per valorizzare e trasmettere, una pubblicazione che illustra l'origine della base geodetica a Villa Manin di Passariano. È un lavoro fatto con passione, che io penso e spero che possa essere ripagato con attenzione. Soprattutto, ecco, io mi permetto di dire che negli istituti tecnici per geometri è un lavoro che va fatto conoscere. E questo punto che è rappresentato in questa lapide, come si è detto prima, che è il punto sud della base geodetica di Villa Manin di Passariano, il nostro gruppo di ricercatori cosa ha fatto? Ha ricostruito con i rilievi strumentali topografici ed ha identificato il punto dell'estremo nord che si trova nella frazione di Barazzetto nel comune di Coseano. Never Again è il progetto finanziato dall'Unione Europea per evitare la vittimizzazione secondaria delle donne. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per diverse realtà. Un aiuto per uscire da una situazione difficile, una gabbia, una vita nella quale la casa non è un luogo sicuro, ma è il luogo della violenza. Le donne e i bambini restano i soggetti fragili che possono chiedere un aiuto al GOAP a Trieste. Quello che sono aumentati tanto sono i colloqui che stiamo facendo con le donne, quindi sono aumentate le richieste di percorsi e abbiamo percorsi che si sono in parte anche allungati perché appunto il numero complessivo dei colloqui svolti è aumentato, ne abbiamo fatti più di 1300 quest'anno. In regione a Trieste arriva anche Giulia Giornaliste, associazione che si pone l'obiettivo di cancellare gli stereotipi, e poi il progetto Never Again, campagna di sensibilizzazione nazionale e un modello di formazione rivolto alle forze dell'ordine, ad avvocati, a magistrati e soprattutto a giornalisti. Tutti quei titoli che parlano di troppo amore, di raptus, di eccesso di gelosia, sono tutti titoli che fanno male, che sono assolutamente fuorvianti e che dobbiamo assolutamente superare. Subito dopo il telegiornale, spazio a Sport FVG che oltre a parlare di Udinese e volley ci racconterà la storia di Giovanni Nimis, 20 volte campione italiano di braccio di ferro e del suo inseguire il record assoluto. Era questa l'ultima notizia per questa sera, grazie di essere stati con noi e buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Telefriuli.